C'è anche un veneziano fra i 6 anarchici arrestati al Brennero per gli scontri di sabato con le forze dell'ordine. Il ventenne Stefano Marri, tra i referenti dell'ex ospizio occupato Contarini in centro storico, è ora rinchiuso insieme ad altri 2 manifestanti nel carcere di Via Dante a Bolzano. 48enne tedesca trovata senza vita in un albergo in pieno centro a Venezia. A dare l'allarme alla polizia la responsabile della struttura ricettiva in zona San Marco, che non aveva più visto uscire la donna dalla sua stanza. Stando ai primi riscontri, la 48enne sarebbe deceduta per un arresto cardiocircolatorio. Andiamo a Cona. 2 fratelli trentenni sono stati denunciati dopo che la Guardia di Finanza di Chioggia ha scoperto nella loro abitazione una vera e propria piantagione di canapa indiana. I 2, con precedenti per stupefacenti, avevano trasformato un garage in una serra in miniatura. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 11 piante di cannabis indica alte 160 cm, del peso complessivo di circa 4 kg, 2 bilancini di precisione e 210 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana suddivisa in dosi. E ci spostiamo al Lido di Venezia. Salgono sul battello ACTV proveniente dal Lido in preda ai fumi dell'alcol e si scagliano contro i carabinieri intervenuti per bloccarli. Protagonisti 3 polacchi che, visibilmente alterati, molestavano i passeggeri. I carabinieri li hanno aspettati sull'imbarcadero e alla vista dei militari è esplosa la rabbia dei 3 stranieri. Uno di loro, un 27enne, è passato alle mani ferendo uno dei carabinieri in modo serio prima di finire in manette. Un secondo invece è riuscito ad evitare l'arresto tuffandosi in canale.